La formazione, a mio modo di vedere, è uno di quei due tasselli importanti che dovrebbero essere portati un po' a compimento per cercare di andare verso quella cultura della sicurezza, ossia quell'abitudine di lavorare in sicurezza che ci potrebbe portare a dei miglioramenti, perché la realtà è che sono più di 10 anni ormai che i dati sono questi più o meno, superiamo ogni anno i 1000 morti sul lavoro non ci si smuove, abbondantemente e non ci si smuove. Se apriamo il dizionario troviamo che cultura è un insieme di usi e abitudini, quindi la cultura della sicurezza è quell'abitudine a operare in sicurezza che manca, non c'è abitudine. Per quanto riguarda l'uso dei dispositivi di protezione individuale, i cosiddetti DPI, è vero che ci sono alcune persone che sono poco propense a utilizzarli, però ricordiamoci che il datore di lavoro ha tutti gli strumenti necessari a far rispettare le regole. Ha parlato appunto di giovani, di formazione, l'avevo dato in là prima che arrivasse il messaggio. È importante per i giovani, ma come, in che termini? Emozionandoli, come bisogna coinvolgere? Voi vi siete rivolti ai giovani? Sì, allora, quando si parla di formazione si deve parlare di qualità della formazione. Il docente quindi che tiene le lezioni è importante che sia una persona che ha empatia e che è una persona che comunque riesce a colpire e quindi anche a sensibilizzare, non solo a dare informazioni. Quindi anche qui come al solito non c'è una formazione standardizzata, è molto importante che il datore di lavoro si rivolga a persone che siano in grado di formare il proprio personale in maniera adeguata, idonea, che ottenga dei risultati. Si parla di una formazione efficace. Però persone che vengono formate pongono l'obiezione che non sempre tutti sono in grado di comprendere quello che viene spiegato. Vi risulta? Guardi, anche qui ci sono noi ce ne accorgiamo perché tutti i corsi che facciamo prevedono delle verifiche intermedie e delle verifiche finali, o sostanzialmente dei test. Se uno non è in grado di capire non passa il test, per cui ce ne accorgiamo e non rilasciamo l'attestato.